È sempre più in campagna elettorale il consigliere Giuseppe Arnone, che sta preparando anche l'eventuale giunta comunale. Ma abbiamo una prima figura che mi pare assolutamente valida, con doti fuori dall'ordinario che io ho avuto modo di apprezzare, che è la dottoressa Cinzia Schinelli, e io già lavoro per costruire la squadra che avrà una forte presenza femminile, almeno la metà dei 6 assessori saranno donne. Ci attende un lavoro enorme perché il comune, come tutti sanno, è allo sfacelo. Abbiamo le strade al buio di notte e con l'illuminazione pubblica, chiunque può andare adesso in via De Gasperi e lo nota, accesa durante il giorno. Poi in queste ore mi sto occupando della vicenda esplosiva del famoso distributore di via Emborium e degli altri distributori autorizzati illegalmente. Il quadro quindi è tale, prendiamo la vicenda del PRG, che richiede persone con capacità al di fuori dell'ordinario. Ritengo Cinzia Schinelli una di queste persone, l'ho conosciuta per una vicenda giudiziaria ove la sto assistendo, una vicenda giudiziaria che mi ha fatto percepire quali sono le sue capacità. È stata accusata di non avere riparato celermente il linoleum, cioè il pavimento dell'ospedale, e una signora per questa ragione è caduta. Mi ha portato tutti i documenti, ho sentito i testimoni e ho visto come con lei si riuscivano a fare le riparazioni del patrimonio dell'ospedale nell'arco di 2 ore costantemente. Allora, credo che una persona simile sia utilissima al comune di Agrigento. Cresce nei numeri, nei consensi il movimento E-Polis, che vorrebbe candidare a sindaco anche il suo collega avvocato Salvatore Pennica. La sua opinione? Ma che cresca nei consensi lo vedremo brevissimamente, perché la Ipsos sta realizzando su mio incarico, e io lo darò pubblico, un sondaggio sugli orientamenti degli elettori agrigentini per quanto riguarda il sindaco. Sono molto contento per la candidatura di Totò Pennica. Da un lato posso essere gongolante perché innanzi ai cittadini ho previsto 2 mesi addietro, nei dibattiti tenuti presso la vostra emittente con Pennica, che Pennica sarebbe stato il mio principale antagonista. Principale se lo appoggerà anche Alfano, ma questo lo vedremo. Ma certamente avevo previsto che sarebbe stato candidato. Poi la candidatura di Pennica esalta un pezzo della mia vita e un pezzo della mia storia. La gente potrà effettuare il paragone tra 2 figure di avvocati. Uno dei migliori penalisti di Sicilia per quanto riguarda la difesa degli imputati nei grandi processi di mafia e di pubblica amministrazione, e un altro avvocato, pure diciamo con una bella storia, impegnato a contrastare nei processi da parte civile e a difendere coloro che sono vittime dei reati. Anche lì ci sarà un aspetto assolutamente interessante per gli agrigentini. Io penso, lo anticipo, di distribuire anche un libro sulla storia dell'avvocato Arnone, in modo che si potrà comparare con quella dell'avvocato Pennica.